L'AIFA si è unanimemente espressa nei suoi organi, nelle sue commissioni, per quanto riguarda la vaccinazione eterologa, l'utilità di farla, aveva già espresso ovviamente quello che era il suo parere per quanto riguarda i vaccini a vettore adenovirale, che è meglio utilizzarli solo sopra i 60 anni, sia AstraZeneca che Johnson & Johnson. Su richiesta del ministro Speranza, ieri AIFA ha certificato come ente regolatore le indicazioni relative alle somministrazioni di AstraZeneca per gli under 60. Questa rimodulazione, spiega il professor Palù, provocherà inevitabilmente qualche ritardo nella campagna vaccinale. Possiamo prevedere che il generale Figliuolo, invece di chiudere il programma vaccinale come aveva promesso, con oltre il 60% della popolazione vaccinata, la ritarderà a settembre. Il presidente AIFA entra nel merito della decisione dell'ente regolatore, chiamato a fare un'attenta valutazione rischi-benefici. Quando il virus circola poco, io non posso permettermi di perdere neanche un solo soggetto che abbia un'età di 30-40 anni, dove i rischi sono maggiori. A proposito dei richiami con Pfizer e Moderna per gli under 60 vaccinati con AstraZeneca, Palù, pur comprendendo lo smarrimento dei cittadini, punta il dito contro la moltitudine di informazioni che hanno caratterizzato questi mesi, poi rassicura. L'eterologa è sicura, nonostante il rapporto dell'Università di Oxford, sono usciti almeno 6 lavori che dimostrano che quella reattogenicità che si credeva superiore con l'eterologa in realtà non c'è. E mentre il mondo guarda con preoccupazione alla situazione in Gran Bretagna, dove spaventa la variante Delta, il presidente AIFA torna sull'efficacia dei vaccini. Sappiamo però che la vaccinazione, soprattutto con mRNA, è efficace, non solo blocca la malattia, ma blocca l'infezione nel 90% dei casi, la doppia somministrazione. E vi garantisco che anche quei casi che si vedono di variante cosiddetta Delta o indiana nel Regno Unito, sono soggetti che hanno avuto una sola dose. È vero, ne hanno riscontrati anche in Finlandia in soggetti bivaccinati, però erano soggetti dell'età superiore a 85-90 anni. Da qui un messaggio ai genitori degli adolescenti ancora indecisi se sottoporre i propri figli alla vaccinazione anti-Covid. È importante vaccinarsi anche negli adolescenti, soprattutto per gli altri, per interrompere la catena del contagio ed è il modo migliore di far fronte alle varianti.